Questa settimana siamo a Ariano nel Polesine e siamo proprio sul ponte che divide non solo due comunità, Ariano Ferrarese da questa parte e Ariano Polesine nell'altra, provincia di Rovigo, provincia di Ferrara, regione Veneto, regione Emilia-Romagna. E queste due anime si mescolano bene in questa cittadina, glorioso un tempo, che ha sempre questa forma di nobiltà. Andiamo. Luisa Beltrame, sindaco di Ariano, secondo mandato. Tra l'altro, papà sindaco, anche lui è stato sindaco ad Ariano, marito è stato sindaco ad Ariano, una famiglia votata alla politica. Quanto è importante per lei e per la sua famiglia Ariano? Beh, insomma, ecco, buongiorno a tutti intanto, hai fatto la storia, diciamo, un po' della mia famiglia perché, insomma, c'è una passione che ci lega, insomma, a questo territorio. Ci siamo nati e, diciamo, già appunto, come dicevi, sia mio papà aveva una storia, diciamo, importante proprio, ecco, di attaccamento, insomma, a questa realtà, tanto appunto da impegnarsi in prima persona in tempi completamente diversi, assolutamente da questi. Quindi diciamo che ecco, per noi questo territorio e questo comune, insomma, ecco, è il nostro vissuto, è il nostro presente e speriamo sia il nostro futuro, soprattutto per i nostri figli, insomma. Io sono nata di là, Ariano Ferrarese. però è una vita che sono qua. E com'è il rapporto tra Ariano Ferrarese e Ariano? Io lo trovo buono. Sì? Sì. Ci vorrebbe un pochino più di vita, ecco, quello sì. Piacerebbe che ci fosse un po' più di vita, un po' più di intrattenimenti per tutti. Aver salvato questo ponte rappresenta per Ariano Ferrarese e Ariano Polesine come aver vinto il lotto, una discreta somma, perché avere questo ponte significa continuare quello che in pratica c'era stato fino al 1905, quando le due comunità in pratica si erano integrate, perché nel 1905 non c'era Ariano Ferrarese, Ariano Polesine, ma c'erano le terre di Ariano. Girando nel vostro paese vedo tanti giovani, stranamente, cioè, non è così invecchiata come potrebbe Sì. a primo impatto. Tra l'altro una Proloco giovanissima e tante associazioni. Questo da cosa è determinato secondo lei questo anche interesse della popolazione? Perché poi ci sono due Hauser, ci sono altre associazioni importanti, ci sono l'associazione per il ponte, la Proloco, quindi è un paese fondamentalmente vivo. Allora sì, hai toccato un bel tema perché questa è una cosa veramente bella e vitale. Sì. C'è un mondo associativo molto presente anche. Ci sono tante associazioni che spaziano dalla parte delle associazioni che si curano dello sport, ci sono parecchie associazioni sportive molto vive, insomma, molto proprio anche attive. Ci sono associazioni che si occupano di sociale, ci sono associazioni che si occupano di cultura e di promozione turistica, come appunto, come dicevi tu, la Proloco. Anche a noi questa cosa fa ben sperare. E il fatto che ci siano parecchi giovani, sì, te lo confermo, e noi ce ne siamo resi conto, diciamo, dopo il periodo del Covid, no? Dove insomma c'eravamo tutti un pochino più chiusi, abbiamo ripreso a fare le cerimonie di consegna delle costituzioni ai neodiciottenni. Beh, insomma, scorrendo i dati anagrafici per individuare, insomma, i diciottenni, ce ne sono. Effettivamente, come dice il sindaco, le due piazze del paese sono animate e stiamo registrando di mercoledì alle 18 e i quattro bar sono tutti pieni di gente. Tra l'altro senza distinzione di età, giovani, meno giovani, per vivere la piazza. Com'è il cliente arianese? Cliente arianese, secondo la mia visione ormai da 32 anni che sono qua, è un cliente affezionato, cioè affezionato alla sua realtà, che non si allontana dalle sue tradizioni, tra virgolette, e che comunque non abbandona i luoghi comuni in cui è cresciuto. Come si sta? Bene, dai, per me che ci sono nata qua, ho le mie radici, io sto da Dio quando vengo da Ariano. Non cambieresti? No, Però abiti a?
però abito ad Adria. Ah, per esempio. Sì, però mi sta bene in Ariano. Fino agli anni '80 è stato molto importante per il tessuto di tutto questo territorio. Cos'è successo che poi... Allora, sì, come dici tu, soffre del calo demografico che ormai, insomma, è in un trend negativo un po' per tutta l'Italia, ma in modo particolare per la provincia di Rovigo. Insomma, siamo in un territorio che, per quanto venga apprezzato per le sue bellezze e per la sua, diciamo, per la sua natura, per il suo aspetto turistico, naturalistico, però, diciamo, dal punto di vista, ecco, occupazionale, o dal punto di vista di quello che può offrire per uno sviluppo in termini proprio, ecco, di occupazione, proprio ha perso negli anni. Indubbiamente ha perso negli anni, e sì, era un territorio molto più popolato anni addietro, e il motivo per cui questo sia accaduto, vabbè, insomma, diciamo che sicuramente i centri più grossi attirano di più per un'offerta di servizi più completi, ecco, che si ritiene possa dare proprio in termini di offerte lavorative, di offerte di servizi di altra natura, di teatro, di aspetti culturali, di aspetti scolastici, sebbene i nostri piccoli comuni, penso veramente a tutti di questo territorio, continuino ad offrire al massimo questi servizi. Ci ha detto che lei è il più anziano. Quanti anni ha? 93. Oh, però. Oh. No, vuol dire che l'aria è buona qua ad Ariano, no? Il mangiare è buono. È sempre vissuto qua ad Ariano? Sempre vissuto ad Ariano, in un'area meravigliosa. Però negli anni '50 era il più bel paese del Basso Polesine. Era storico. Negli anni 60... Insieme a Loreo e insieme a Adria. Ma poi c'erano negozi, c'era movimento, c'era... Era tutto. Pensi che era la dispensa dei tabacchi. Dispensa di tabacchi, consorzio di bonifica, che era, gli porta via, tutto gli porta via, che se ne sta un paese disperso. Taglio di Po si è fatto le scarpe, Taglio di Po, su tutto. Pensi che è nato la bonifica è nata ad Ariano, e riuscì a portare la sede a Taglio di Po. Il nostro territorio non è solo delta, come qualcuno pensa. Perché è vero che era considerato il delta solo per la sua parte naturalistica, ma non è più così, ma lo stiamo scoprendo. Insomma, è un percorso, sì, un po' più lungo, però ci si sta arrivando. Noi stiamo investendo veramente tanto sull'aspetto turistico del nostro territorio, e lo stiamo inserendo nei circuiti a livello proprio anche di tutto il territorio dell'ente parco, perché già l'aspetto adesso, il turista oggi che viene nel Delta non si fa più solo, diciamo, la sua passeggiata, oppure non sta più solo 15 giorni in spiaggia. Questo non è più così. Chiede un'offerta diversa, chiede di fare un percorso anche, diciamo, di navigazione, chiede di poter fare un percorso cicloturistico, chiede di poter avere anche la possibilità di visitare una parte storica, archeologica, che noi possiamo offrire. Da 2 anni a questa parte, insomma, si è messa in piedi una cabina di regia, e devo dire che questo ha portato per la prima volta a un progetto di promozione che vede i privati impegnati sulla promozione non della propria attività, ma sulla promozione dell'intero territorio, perché questa terra, che nasce con l'attività della Repubblica di Venezia fatta con l'Italia di Porto Viro, in questo modo ne scoprirà la bellezza, ne scoprirà la gastronomia, ne scoprirà i modi di fruirlo in bicicletta, in barca, la storia, la cultura e le tradizioni, e tutto fatto da privati, ovviamente con un bel contributo della Regione, che finanzia proprio questi progetti che passano sotto il nome di The Land of Venice, quindi le terre di Venezia, e credo che poche altre come la nostra possono chiamarsi proprio una terra di Venezia. Isola di Ariano, 3 comuni, Taglio di Po, Corvola e Ariano. Si era parlato tempo fa di fare il comune dell'Isola di Ariano, poi dopo non è andato in porto. È un progetto che è in stand-by o un progetto abbandonato? Quello là sicuramente è un progetto abbandonato, sì, perché ormai le cose sono veramente tanto cambiate, e era stato fatto allora uno studio di fattibilità che sicuramente è superato e da rifare, sì, insomma. Però io ci spero ancora, cioè io credo, adesso parlando, insomma, ecco, anche di prospettive, che i nostri comuni, il comune di Ariano anche, abbia delle possibilità, ecco, di poter
avere un futuro di rinascita, di ripopolamento e anche di miglioramento dei servizi in genere, se riusciamo a fare delle scelte condivise di gestione dei servizi, e questo lo possiamo fare, e sarebbe l'ottimo, sarebbe quello di farlo con i comuni dell'isola di Ariano. Quindi. Era comunque un paese vivo, vivace, pieno di ancora qualche iniziativa e soprattutto commercio e vitalità in genere. Insomma. E secondo lei perché c'è avuto questo crollo che poi è stato veramente repentino? Diciamo che dagli primi anni 90 fino ad oggi c'è stato un lento declino Diciamo che dai primi anni 90 ad oggi è stato veloce. Il lento era cominciato negli anni 70, a fine anni 70. Cosa è dovuto? È dovuto, credo, a quello che è un po' il problema dell'Italia, la poca natalità, sicuramente la mancanza di attività in zona che danno lavoro, e forse politiche sbagliate negli anni precedenti, ma problemi che vedo sono in tutti i paesi dei dintorni, quindi non è unicamente Ariano. Ho iniziato a fare il panettiere ad Ariano del 55, allora eravamo in 13.000, 4 quintali al giorno di pane, facevamo un panificio. Adesso non c'è più neanche più un Adesso si resta senza panificio, neanche uno. Si sta spostando l'asse verso la Romea, verso Riva? Allora, uno spostamento dal punto di vista, diciamo, dell'aspetto produttivo, indubbiamente l'area di Rivà è quella che più è più consona proprio per la sua collocazione, insomma, è a ridosso della Romea, e quindi insomma ha avuto, ma già da quando è nata, insomma, da quando sono nate le aree produttive in zona Rivà, aveva questa vocazione, insomma, ecco, di poter essere espansa in quella direzione. Però, come dicevi, effettivamente tutte le frazioni hanno un grande attaccamento alla loro identità, sono tutte molto, diciamo, prese al volere mantenere quello che hanno, diciamo, nella loro storia, nella loro tradizione e nella loro proprio, ecco, volontà e desiderio di restare, diciamo, a far parte della comunità della frazione. Lei ha 2 nipoti, una campionessa olimpica, un'altra campionessa d'Europa di lap dance, campionessa del mondo di dance. Sì, avete seminato bene. Dopo abbiamo la mia nipote che gioca in B1 a Ravenna e che il prossimo anno giocherà in Serie A probabilmente, a pallavolo. DNA buono. La Lodovica Françoso, allenatrice diplomata, e allena i giovani qui ad Ariano. I giovani sono andati in finale l'altro giorno a Badia Polesine, sono andati. Dopo ho avuto anche un nipote che ha giocato, che abita a Brescia, ha giocato contro Maradona. Fra 10 anni come vede Ariano? Allora, a questa domanda mi piacerebbe risponderti con 2 risposte. Come la si può fare? Okay. Come la vedo e come la vorrei vedere. Allora, come la vedo, purtroppo, se le cose restano così, la vedo ancora in calo, la vedo un po' in difficoltà, perché oggi, oltre ad avere questo calo demografico che, diciamo, è inarrestabile, sembra inarrestabile, se non intervengono delle significative misure, ma non a livello del comune di Ariano, proprio devono intervenire delle misure significative a livello nazionale. Insomma, lei dice che il welfare potrebbe fare la differenza? Il welfare può fare la differenza, ma diciamo, bisogna riuscire ad incrementare con il desiderio della gente, la possibilità della gente di mettere su famiglie e far figli. Insomma, questo è un dato. Ma poi il problema dei piccoli comuni è proprio quello anche dei tagli che abbiamo rispetto ai fondi che ci vengono erogati. Quindi la vedo problematica proprio per questo, perché i piccoli comuni oggi sono diciamo, fortemente in difficoltà dal punto di vista del cercare di continuare ad erogare i servizi al pari di quello che hanno sempre fatto negli ultimi tempi, ed è il nostro sforzo, il nostro impegno è quello, cioè non possiamo pensare di non offrire più servizi come li offrivamo anni fa. Penso proprio ai servizi base, penso al servizio di trasporto scolastico, alla mensa, alla manutenzione del verde. Questi sono servizi, diciamo, di
di spesa corrente che i comuni riescono a fornire nella misura in cui continuano ad avere i fondi necessari. Se i fondi sono tagliati, la prima cosa che ci tocca tagliare sono questi, ahimè. È brutto da dire, però è la realtà pura e cruda, insomma, che ci troviamo a combattere veramente tutti i giorni, con veramente anche tanto, a volte con frustrazione, esattamente. Quindi se la cosa non cambia, che rimane così, non la vedo proprio rosea. E questa è la parte che speriamo non sia. Mi piacerebbe vederla, ecco, che possa sviluppare quella necessità di integrarsi e di allargarsi oltre i propri confini, quindi di riuscire a vedere il comune più grande, quindi con la valutazione che sia con i comuni dell'isola, magari, che sia con un comune del delta, magari. Cioè io credo proprio che una possibilità di un trend diverso la si potrà avere se riusciremo a fare questo passo veramente importante. Bisogna parlarne in maniera decisa, ormai non c'è più tempo da perdere, e la riesco a vedere, diciamo, rosea se riusciremo con gli altri comuni a fare questo ragionamento più ampio. Grazie Sindaco. Grazie a lei. Grazie. Puntata finita, settimana prossima siamo Alto Polesine e che dire, ci piace sempre di più fare questo programma. Leandro Maggi della Voce di Rovigo, dalla Voce dei Paesi, è tutto. Ciao ciao!